Beh, mi chiamo Igor. Miloko Fernando. Mi chiamo Livio. Reggiani David. Osvaldo Miloko. David Scala. Quando andavo a scuola, durante le vacanze estive, mi andavo a pescare con mio papà per imparare, ecco. Da 11 anni, sì, fino a 71 anni. 72 ho smesso, 72, sì. 61 anni, 60 anni di lavoro ho fatto, sì. Da bambino con mio papà, più o meno 10 anni se non prima. A 11 anni non sono andato più a scuola. Dopo andando a lavorare a 18 anni sono tornato a scuola, alle scuole serali, per prendere la licenza elementari. Io ho 37 anni, ho attaccato a 14, è già 23 anni che vado in mare. Finì alle medie, ho fatto un paio di anni di scuola professionale e dopodiché ho fatto la scelta che più o meno che ha fatto tutti i miei coetanei e sono andato a pescare. Volevo andare anche 6 anni in barca, andavo a nascondermi sotto la roba per andare via in barca. La tratta de orae è un'arte antica. Una volta, quando si andava ancora a Rimi, la verseva la stagione della pesca, dopo l'inverno. È un mestiere strano, perché si ciappa le orae quando le è grande come un'ongia, appena nate. Le servi vive, perché non si permette l'impignata o in griela, ma per farle crescere in televale, dove le diventerà grande quanto che servi per essere vendue. Adesso calemo, mi butto fuori la resta, mi tira, sto quasi il croco quel che tiene diciamo la tratta bassa col piombo e sul croco sotto si attaccò il piombo che si è fatto de coco, che è una fibra naturale, vediamo che con gli anni anche è biodegradabile, con gli anni si consuma e bisognerà anche cambiarlo. All'interno ha un'anima di nylon, in modo che, essendo appunto naturale, se si spacca, se tira, sto qua lo tiene un pochettino, no? E diciamo, de coco perché? Perché il piombo, sì, è che fatto la tratta, ma non ha di farla ficcare massa, perché se c'è massa pesante la ciappa fango. Tratta perché viene praticata con una rete, che è una sorta di lenzuolo, che viene trascinato, che viene portato avanti per tratti di laguna da 2 persone, per cui la parte superiore viene mantenuta a galla attraverso dei sugheri, cioè la lima dei suri, mentre la parte inferiore rasenta il fondo attraverso una corda molto grossa, che è una corda chiamata la lima dei piombi. Più forte, sì, la intera, meglio mai. Si va via in 3 di solito con le trattorine paura, una salta fuori in secco e tira anche a 2 dì, 3 di acqua, mentre l'altra patella la tira a largo, insomma. Il terzo uomo passa la tratta, metti posto la rete, insomma. E passa, butta via qualche granzo, tirando così. Dopo è curiosa, servivi le ore che le cammina avanti il piombo. Adesso accompagniamo il pesce. Seremo, dai!
adesso Zedrio tocca, fa toccare i piumbi sul fondo, no? Perché l'oradella la quindi non col pesce, insomma, a puntare il piombo, no? Specialmente quando è grande, allora bisogna finirlo bel basso, che gratta, no? E in altre tiriamo le quarte, i suri, no? E se Zedrio accompagna il duto verso il centro, verso il telon. Guarda il pelo. Tira lì avanti. Tira una lo passa la camisa. Eccoci qua arrivati alla fine. Una volta che ti ingrumò il sacco, prima di tutto ti curi a cavare via i grassi perché il colera. Non è chi ciappa prima l'anguella o il giavedon, no, i becca proprio le oraie. E dopo pian piano te le c'è su con la voliga, te lasci da via le anguelle e con la voliga te c'è su le oraie. Bello grasso con la dorata in bocca. È grasso che mangia mezzo grado. Oh, che buono. Si cresce bene. Qui la telecamera fa le dive. Ma quest'anno si sta una nada Che tocca questa. buona come numero, però Carente pessima come presso, perché ormai l'oraggio già anni che le va a ribasso, non c'è più Quello d'allevamento, va? di quelle di allevamento e una volta questo mestiere qua tirava su l'economia del paese. Una volta il mestiere dei orai voleva di tutto, perché d'inverno non avevamo niente da fare. La mattina dell'apertura dei orai già era come minimo 100 battelle. E tutte in tal modo che le aspettava al via. Già era un orario stabilito. Quando chiedeva il via, già era un quadro, rimi che cascava, tutto per ciappare il canale che va a San Piero. E 100 battelle non le passano via tutte. Allora chi si rassegnava andava in Paluo Lignan via parlare. E qui altri in lotta e tutti cercavano di arrivare in mai locali. E le Pantiere, il Coppo, San Piero e voleva di tanto perché l'ho perdito. Capitava di pagarsi i debiti che si è fatto per mangiare tutto l'inverno, dopo di metterti a posto, insomma. In questa stagione la particolarità delle lagune è che all'interno delle lagune entrano i giovani, in questo caso di orate. Quindi la fonte unica una volta per approvvigionarsi di seme di orate era proprio la pesca delle oratine in laguna e in natura. Aveva la percentuale del comune negli anni 50, scendeva a Oradelle e aveva il 25% il comune, sono le saraie del comune. Ecco, la squeletta. La particolarità di questa pesca è proprio che si pescano animali giovani, mantenuti vivi e che poi anche nel momento della vendita vengono venduti a unità e non a chilo. 4 piere, 400. 400, pienamente. Rotte non ne siete rotte. No, 400, 410, sì, ma... Boh, guarda la buona mano. Prima si andava a orare con la tela addirittura, dopo pian piano si è fatto le trattorine un poco più lunghe, adesso ho visto sì, che si sapeva anche un po' di anguelle, già vedo, tratto di anguelle, cosa posso dire? Già era proprio un mestiere che odiavo perché tendevi via 2 volte alle 24 ore perché ero secche, avevamo il coraggio di avvocare fino là di Grazani per fare 4 cali e dopo tornavamo in casa, la mattina te vendevi e dopo te dormivi un'ora o 2 e te tornavi andare per fare quell'altra secca. Già era massacrante il mestiere di tratta, proprio un brutto mestiere. Casso, tiro tutto ribaltato. La differenza tra la tratta di oratine e la tratta di anguelle sta nelle dimensioni in particolare. La tratta di anguelle è molto più lunga, arriva fino a 200 metri ed è molto più alta come altezza di lenzuolo. Praticamente la tecnica per lavorare con la tratta di oratine e con la tratta di anguelle è la stessa. Ovviamente la tratta di oratine, avendo la necessità di pescare animali vivi, deve essere portata con una certa delicatezza, per cui viene fatta esclusivamente manuale. La tratta di anguelle invece, essendo molto più grande e ovviamente
l'attrezzo crea molta resistenza in acqua. Con l'avvento dei motori la forza dell'uomo è stata sostituita dalla forza dei motori, per cui la tecnica di pesca è la stessa, solo che la forza dell'uomo è sostituita dalle barche a motore. Tutta un'altra roba. Qui i motori, la tratta la passa sopra una vatellina, la vatella col motore la va avanti, la si tira, un in più sotto, e qui altri pacifici, uno qua, una prova in scorla, e va tutto in col, che è uno spettacolo, insomma. Bisogna anche benessere, perché oltre che i motori, mi ricordo che la prima tratta da nylon che avevo fatto intanto te l'ha fatta più alta, una tratta così era sticata, non la fai a sacco, e là le anguille te le vedi tutte in cima, che si ribalteva quando te succhivi. Un'altra caratteristica particolare è che mentre la tratta di anguille è provvista in centro del cogol, cioè del budello dove viene raccolto il pescato, la tratta di oratine ne è sprovvista, è tutto un lenzuolo unico. Insegnò. Me pare. Mi insegnò a pescare, mi pare. Mio papà era capo compagnia, mio papà. Lui prendeva le corbe col badile, dopo mi vegliava, l'esca il panagale intanto, no? Pian pianito. Aiutante facevo, aiutante che tenevo ben dritta la barca, lui caleva le rete. Quando ho finito la scuola, ho attaccato come papà e sono continuando sempre. Diciamo che ho scominciato come pare, dopo con vari barchi saltuari che magari drio i periodi, te fivi comunque con l'altro per dare una mano e comunque te apprendi. Mio papà non mi insegna niente, mi sono dato io il suo istinto, insomma, quel che faceva lui, ho imparato tutto subito. Sì, dopo non ero tanto franco, insomma, tante volte si arrabbiava mio papà. Figlio d'arte, mio papà, mio nonno, anche mio fratello, siamo proprio di famiglia, di mare. Ho fatto pescatore che aveva una forte passione. È una roba, te la fa se ti piace, a me mi ha sempre piaciuto. Ho visto la passione, è diventato il mio hobby dopo, e dopo l'avevo nel sangue e l'ho fatto per mestiere, insomma. Beh, oltre che essendo nato in questo ambiente che ti senti proprio sei come una calamita, no? Sta acqua, sto pesce, l'ho fatto tuo padre, l'ho fatto tuo nonno, e proprio ti piace. Probabilmente sto anche una scelta semplice. Non sono andato più a scuola, il papà che occorreva, sono andato a pescare sempre dopo. Nessun altro mestiere, solamente pescatore. E con amore. Diciamo che ho sempre fatto il pescatore. Sempre a pescare, non sono andato in nessuna parte. A dire il vero, un anno sono in Francia perché abbiamo fatto un debito con la casa là, per paura vero di non pagare i debiti. Dopo sono stato in Francia un anno, 4 mesi, e dopo, quando mio papà mi ha detto che ho finito il debito, sono venuto a casa. Quando ero militare sono andato in polizia 1 anno e mezzo, ma non mi piaceva e sono tornato in mare. L'aide maçon, sa cosa vuol dire l'aide maçon? Manuale aiutante muratore vuol dire. Perché te sei più libero in mare, te decidi, te fa quel che te vuoi. Non vedevo la mia Maran, mi pare adesso ultimo là, ma Maran mi pare essere primo. Mi pesco in paluo, faccio il tipico mestiere di grasudereo, in italiano nasce da posta fissa, tanto per dite, e ho imparato a fare quell'arte là, faccio in stagione, tramite il tipo di stagione, una sete per go, qualche volta ti provi a calare il parangal per ciappare un branzin in stagione, passa l'era è sempre roba rispetto alla qualità del pesce che sei in laguna, e naturalmente uno segue anche il tipo di pesce che viene dentro in laguna, ecco. Perché questo? Perché la laguna è una area di mare particolare
si raffredda molto velocemente ma si riscalda molto in anticipo rispetto al mare. È quindi una zona adatta dove vengono a cibarsi in primavera tutte le giovani generazioni che si sono riprodotte in mare durante l'inverno. Il tocco è un diritto che ha i pescatori da qualche secolo, insomma, è una disciplina interna che seguono i pescatori di Maran. Praticamente per scegliere le zone dove calare le reti all'inizio della stagione, insomma. Deve avvalersi di questo diritto su quel posto per una quindicina di giorni in maniera esclusiva. Cioè il primo che viene fuori che ha l'opportunità, la possibilità migliore degli altri di ciapparsi la zona praticamente. Fatta 2 volte, una volta in primavera e una volta in autunno. Oggi c'è il tocco di Quaresima, è meno importante di quello del Peschiera. Quaresima è subito dopo dell'inverno e 40 giorni prima delle cose. È il momento che il pesce del mare e il torna via dentro. Comunque se lo ciava in peschiere prima che vada fuori, adesso si ciapa il pesce che viene dentro. Di solito del peschiere è più importante perché il pesce è più costoso, branzini, anguille, eccetera. Allora, se volete, possiamo anche iniziare. D'accordo? Sì. Oh, se c'è qualche incomprensione delle serate, mettete d'accordo in trio mano. 26 regionalità. Ah, cagava. La tomba. 17, Corso Medeo. Altra puttana. Pissi. 6, Filippo Angelo. Che vento. Te tocca a te, te scegli la serraia, te sa che quella serraia là è la meglio. La serraia è un tratto di laguna circoscritto e riconosciuto dai pescatori. Gli va a serrare prima la serraia che gli ha scelto e poi va là che sei libero, che non ha scelto gli altri, va a mettere anche sulle altre serraie. 14, Giuliano Giovanni. Adesso fate corna. 12, Rossetto Moreno. Tante baruffe una volta, adesso no, adesso non si fa più baruffe. Una volta si pestava in mezzo alla piazza anche per una serraia. Quella volta si viveva, al paese di Maran viveva la maggior parte sempre con questo mestiere di garzoi, perché erano rari i pescatori che facevano altre attività. Erano rari prima qui che andava a pescare col parangal, per esempio, no? Una volta che ero in 100, 150 era una volta. Adesso era in 30 mi pare, pescatori di garzoi, che gasò il tocco qua in settembre. Il tocco oggi ha comunque lo stesso significato di allora. Ovviamente perde in quantità perché non è più così importante solo la pesca in laguna. Metti per la secchetta levando, piacere. All'epoca i pescatori dei Grasiuis erano tanti, le serraie sempre le stesse. Per spartire durante la stagione non bastava giocare il tocco de Quaresima e de Peschiere, ma si giocava anche in la serraia, ogni 15 giorni, la mattina. Anzi, all'alba, chi che si trovava in la serraia e giocava il tocco, i feva la conta, come i fioi che gioca a battesconde. I butteva con la mano e dopo i feva la conta chi che toccava la serraia. Serviva fortuna. Fortuna. I Grasiui sono definiti delle reti di pesca fisse
Sono degli sbarramenti al flusso dell'acqua, ma anche al flusso del pesce che si muove con il flusso delle maree. Una volta era tutto diverso, insomma, il sistema di gasoi, perché allora si faceva delle chiuse rotonde per secca. Succede questo, no? Che il pesce no, purtroppo quando se la seccano si canai, insomma, no? Sui bassi fondali, no? Dopo, quando cresce l'acqua, per esempio, sui bassi fondali non è che trova tanto pascolo. E allora con la colma il pesce, il monta che dicevano, va a mangiare. Del basso fondale, pennante gli alti, per trovarsi del pascolo al meglio. Si serava con la colma di notte e poi alla mattina con la secca. Il pesce vuole andare in canale, invece resta sulla seraia. Il covoli era sempre verso più la velma, no? In modo che il pesce sentiva, quando mancava l'acqua, andava in te covolo. Però restava delle zone di acqua, anche a Ori Grisui, e i maranesi, 1, 2, 3, drio l'acqua che c'era, andava a palpare il fango, palmolà. Cioè poi alle passere, il pesce che c'era. Una delle pesche che è andata in disuso con i Grisui è proprio quella serà per secca. Perché una volta era 3/4 della laguna che veniva secca, perché allora c'era tanti canai e l'acqua la camminava per i canai, dopo c'era tanta erba e i punti che veniva da sopra, avvio. E invece adesso poche zone che ben secca, insomma, no? È anche un'evoluzione naturale, le parti più alte della laguna si sono abbassate e le parti più basse della laguna, quindi i canali, si stanno alzando. Una volta siamo costretti a formare queste compagnie perché allora voleva tanta attrezzatura per chiudere queste chiuse, insomma, no? Una compagnia, eravamo in 50, una compagnia dei Garzui, c'erano 25 barche, 2 uomini per barca, era, con 50 Garzui ogni uomo, 100 Garzui per barca. Una volta c'erano diverse compagnie, dopo la compagnia dei cavalli, dopo la compagnia dei Bighi, che sarebbe la mia discendenza, dopo la compagnia di Gagliano e i Milocchi. C'era una contabilità grande, una parte di ciascuno, Dopo c'erano anche i giovani che avevano messo a parte, c'erano i più piccoli che avevano anche il 10%, le tratte grandi, che non era tutti che comandavano le tratte grandi, e allora si tirava fuori una percentuale. E anche gente che capitava disgraziatamente che si maleva e che dava lo stesso la parte per tutto l'anno. Fin finì la stagione, insomma, fin finì. Che adesso purtroppo, prima al Dio che non succede, perché questo è il problema. Una volta poveriti si aiutava, adesso i signori. Oggi non esistono più. Oggi ci sono le famiglie, le piccole famiglie che fanno la pesca, ma generalmente in una barca ci sono 1 al massimo 2 persone. Quando si è rotto le compagnie, dopo si è messo ognuno per conto suo, perché dopo venivano i Grisui di Reo, quindi come con Nailo si è rivoluzionato tutto il mestiere. E dopo anche andare d'accordo in tanti, è un discorso, andare d'accordo una famiglia sola se va meglio. E adesso Grisui di Reo ha 1000 modi di pescare. Insomma, si fa le tresse, insomma, no? Lunghe 200-300 metri, si fa di ricci, in altri che diciamo gli ancini, per dialetto, e si mette i cugui, insomma, no? Veramente non riesce consentire questo passaggio delle anguelle, in questo caso qua, che le vuole andare via per di là perché là le va a mangiare, le trova il suo habitat là che le vuole stare, e seguendo la striscia la vendrio qua così e le fa il giro e le va dentro. Stessa roba quando che cala l'acqua. Quando cala l'acqua le l'esigenza di venire via della che si può cazzo, no? E perciò le va dentro. La tressata che si fa, la pesca come che l'acqua la cresce e anche quando che la cala. Insomma, i cugui per la crescente e cugui quando che l'acqua la sema. Pesca delle nasse è la pesca che è molto selettiva, serve per prendere esclusivamente go.
È un piccolo cogol la nassa, è un piccolo cogol. In questa nassa si mette il granzo pesto. Prima della ciappata di granzo. O il giorno prima o... Dove fa questa roba qua? Se pesta il granzo, se lo metti con la bocca a favore dell'acqua in modo che il go sulla peta senti l'odore della corrente che porta e lui continua ad andare verso l'odore, se trova dentro per me il granzo e resta intrappolato. La corrente serve per sparpagliare l'odore dell'esca, ma non deve essere troppo forte perché sennò l'odore dell'esca viene disperso e quindi non c'è più questo fattore di attrazione dell'esca stessa. Per cui anche lì la calibrazione e la sapienza del pescatore è fattore fondamentale. I go vivono all'interno delle praterie di erbe lagunari, nelle loro tane. La tecnica è molto semplice. Individuato una chiazza d'erba, si posizionano le nasse attraverso l'infissione di due pali lungo la periferia di questa chiazza d'erba. Il pesce, il go in particolare, esce, va dentro a mangiare e rimane impigliato. Oggi un pescatore lavora con 50 fino a 100 nasse. È una pesca molto veloce perché più velocemente si calano le nasse, più velocemente si raccolgono, si sostituisce l'esca e si vuota dal pesce pescato e più pesce si prende. Con l'avvento dei motori tutte le operazioni vengono velocizzate. Il trasferimento da Marano al luogo di pesca, ai diversi luoghi di pesca, che una volta richiedeva delle ore, oggi in qualche minuto si arriva ai luoghi di pesca. Ovviamente la manualità è il fattore discriminante. Più uno è bravo e più effettivamente il motore l'aiuta. Se così con le nasse, so in acqua, svelti e indrioman, co che tocca per guadagnarsi un tocco de pan, ciappa, tira e svoda, spassa il culo e dritto con la schiena, non se neanche una nassa piena. Ficca, sprunta e ciappafiò, a tempo coi pistoni, su e so, forza sulle gambe, che se no te ciappa un ganfo, se sa spusa de fango marso. Neta, ficca so e bestema, per fortuna, che se il motor che rema. Io provo a ingrandire le nasse de go, fatte più grandi per le seppe. Però per la seppa non ha bisogno di mettere i granzi dentro. Dopo io imparo a fare le nasse anche per le canocce. Funziona ancora, sì. Solo che lavoro perché siccome siamo in tanti in mare, anche i ramponi, le cocce, e ogni tanto capita che non è per dispetto qualche volta, insomma. Capita che si porta via la roba. Lo so, Mari, questo devi dire, lui in Siria. è sempre là?
Il treno in mango. Ma che te poi? 45. 40 siega. Lì si va, ben si mangiava del cavallo. 3, no 4. L'aspetto più bello era quello, proprio quando veniva a Maran, una bella pescata. E portava in pescheria, che tutti che sono in meraviglia. È sempre soddisfazione, perché per un pescatore più che ne sei, più soddisfazione sei naturalmente. Dopo, quel che viene al mercato dopo è un altro discorso. Quando si sa pesce. Però l'aspetto brutto è che secondo me è un fattore anche, non tanto di rivalità, ma di, come si può dire, non di egoismo, ma di, che se ti zappi 2 chili di pesce più di me, mi sono geloso. Quando ti tiri sul sacco, ti vedi quel che c'è dentro il sacco, il sole, l'ambiente, l'acqua, è tutto bello in mare. Il più bello è che ogni giorno è diverso dall'altro. Può anche andare male, ma appunto, come dicevo prima, ti speri sempre che il giorno dopo vada meglio e ti può sempre migliorare. E i tempi è il più aspetto negativo. I tempi, bisogna stare attenti ai tempi, di salvaguardare, di tirarsi a Maran o sotto le barene quando capita i tempi. È il lato burocratico, perché la fatica, un che ha passione, il metti già in preventivo che è un mestiere faticoso, se no non te metti neanche a farlo, non te duri. Se proprio a livello burocratico, le varie leggi, adesso che vengono fuori, i vari vincoli, siamo sempre più stretti. Adesso ormai il pesce è sempre di meno e tocca fare sempre più ore perché fra il caro gasolio e il pesce che c'è poco tocca fare tante ore in mare. Se vuole farlo veramente bene, tante ore di lavoro, di giorno, di notte, di mattina, di sera, di sabato, di domenica. Comunque si supera, basta avere la passione e l'amore. Quando abbiamo un censo di corbole, mezzo censo, poteva già fare la giornata, invece dopo magari non andava via per prendere niente anche, qualche volta. Qualche volta si viene a casa con pesce di cena, dico il vero, e qualche volta si è preso anche 90 kg di passeri qui a me. È una pesca fatta con gli ami. Gli ami sono attaccati attraverso delle bragole, delle sagole, a una linea principale lunga circa 200 metri. A me piaceva sempre fissi gli ami, no? Perché? Perché essendo fisso fa più odore, no? In acqua, tira più il pesce, fissi. L'esca classica di un parangal è la corbola. 10 ore, 8-10 ore. Ho usato 3 ore spese per le corbole. La corbola è forse uno degli unici crostacei non commestibili. Serve solo ed esclusivamente per esca. Non serviva contare le ore, perché che voleva un giorno, intero. Se te vivi fortuna, se la tendeva dritta, te potevi beccare anche una bella giornata de sol. E dopo un per de ore a ciappa su corbolo in tel fango, col bail, te scominciavi alle scale parangal. 200 amoli per parangal. Un amolo per volta. Ma non te fivi tutto sto travaglio per un parangal sol, te che ne calivi al manco 5 ossie. E allora che voleva il suo tempo. Per quanto te fivi svelto, per quanto te eri franco, che voleva il suo tempo. E te vivi ancora de scominciare a pescare, che voleva il suo tempo. Ogni mestiere ha delle caratteristiche particolari. Si usano per esempio nei parangal i paletti per tenere teso questa linea principale dove vengono attaccati appunto i bragotti con gli ami. Vengono utilizzati i paletti proprio perché con la corrente il parangal non venga trascinato via alla deriva, ma anche perché adagiandosi l'esca al fondo non venga predata immediatamente dai granchi. Il pesce, il bisato, il delta non viene tanto, sta solo oro il fango, sa. Se non riesci a farsi il parangal è stato tutto in delta,
va a mangiare tutte le cucaline e le lesche. I paletti e analogamente l'uso dei suretti, l'uso di galleggianti messi un po' sopra gli ami, serve proprio per controllare l'altezza di pescaggio dell'amo del parangal. E come il pesciolino fa così, e muove anche la lesca come fosse viva, anche la tattica, no? Massimo un po' di corrente e fa così. Va sempre da via la punta delle pantiere, la punta delle pantiere. No, che non tengo una piera, ferma che... Ti aprivi bisatti, ti aprivi passeri, ti aprivi il vento di Dio. Bisatti, no? Stare tranquillo, no? Passere, beigo, dopo ogni tanto via un brancino, qualche rombo, sa. Correndo l'acqua, l'odore della corbola o cosa, il pesce che passava, che monteva, che caleva, mangiava la corbola. Col punto di acqua probabilmente stava ferma e si muoveva solo di notte. E si muove solo di notte. Però chi che aveva passione andava col suretto e lavorava col ponto di notte. Col ponto d'acqua le escursioni di marea sono minime, per cui la velocità della corrente in entrata e in uscita all'interno della laguna è minima. Nel caso del parangal, proprio durante il ponto si usa pescare di notte. La pesca è stata vista sempre attraverso la cultura millenaria dei pescatori, è molto più redditizia di notte. Quando te cagli il parangal, non la sei ancora finita. Te che andare su e su a passarlo, per vedere se qualche pesce si restò tacò, o se le corbole se le mangiai i grans. Te va su e su, per mettere le esche nuove, e te continui così, fin quando non te ga finito il seccio de corbole. Ma col ponto de acqua non va ben così. Sarà perché col ponto il pesce, i disi, de giorno non il magna? Allora te caglia il parangal al tramonto, partirà lo su all'alba e vede, tutto d'un colpo, come se andava alla pescata. Col ponte invece i parangalotti li smetteva. E già era dei parangalotti che andava col ponte andava a passare. L'altra sera di sotto al mio balcone senti cantare una canzone d'amore. Spesse volte ripete un bel canzone ai nostri monti ritorneremo, l'antica pace vogliamo far. Sei ostinata 5 minuti prima, io baciata. Diciamo che una passalera la va sui 20-21 metri, normalmente si cala magari una trentina di passalere che dopo ti fa varie tirette, varie tire, le sligai una con un'altra, ti può fare 10, 6, 15, dipende dove un pescatore vuole calare, ecco, dalla zona, ti prepari diciamo, la battella, te la via a buttare alla sera per il giorno dopo, per il domani. Se meglio calare possibilmente con l'acqua ferma, perché così ti può ciappare pesce, anche no comunque, però bene o male la rete, le passerelle in questo caso le resta belle pulite, insomma, non dà rete di lavoro. Invece con l'ordine forte, quando c'è il punto massimo dell'alta bassa marea, c'è tanta corrente, allora appunto c'è il rischio di prendere tanto sporco. Possibilmente che sia un po' di mossa di tempo, un po' di maltempo insomma, così l'acqua si sporca, fa un po' di torbiera
e il pesce come fosse cieco, insomma. Ecco. E facilita di ciappare, insomma. I martiri nostri sono tutti risolti, addio para una bella. Passelere sono le tipiche reti da posta definite trimagliate, cioè sono composti da 3 linee di rete. Quella centrale e quella più fissa e quelle 2 laterali servono proprio per intrappolare il pesce. Allora, il pesce entra, nuota e si impiglia nella rete centrale che è molto più fissa, abbiamo detto, ed è anche molto più blanda. Ma tanti che vanno al Paragal, tutti, perché vuole tanta passione per il Paragal. C'è tantissima gente, tanti vecchi e molto redditizia rispetto ad adesso. Perché fa altri mestieri per ciappare più pesce, ecco, tutto là. Mi consistio sempre e sono sempre bene. Adesso come adesso penso di essere l'unico rimasto. Pochi altri, puramente occasionali proprio. L'unico proprio quello che fa questo mestiere sono me, basta, non vedo. Perché è troppa fatica. Io ho scelto il mestiere di lavoratore, a Maran, a Ciacciarà, all'osteria e via con le macchine. Alla sera, te ne andai a buttare giù, la mattina. Se c'è pulito benissimo, però se c'è più sporco te pulire, per la sera stessa, te ne andai anche a pescaria a vendere pesce, via. È sempre. La pesca vuole tanta pazienza. Non so come il pescatore là una volta. Perché non c'è niente, io mi raga solo il Paragal, faccio 3 tiri che io un altro pescatore. La sicurezza veramente non sa la. Comunque vado via quasi sempre in linea di massima, so già cosa che posso ciappare. Se tanto, poco, 15-20 kg e via scorrendo. A volte sbaglio lo stesso, però rare volte sbaglio. E una volta il Paragal, di tanto fiscale che gli era, no? Che si prendeva troppo pesce, era anche per via. Per via non da Paragal, Che si sapeva, tutto pesce adulto era per via stesso. Pulito ma Massa freddo l'ha fatto, massa freddo, quanto costa giù, massa freddo. Per pescano basta calare le reti, che vuol bravura, esperienza e anche fortuna. Alcuni mestieri in paluo non finissi quando si tira su, che volore per nettare le reti, prepara le esche, così i busi in grasiui, e dopo tanto lavoro, con passione e devozione, se quel che resta in tel secio o in tella cassetta a fa capire se vale ancora la pena di portare avanti quel mestiere, o se mai o cambiare.
L'ho bisato. Oh, che bella maiala. L'ho bisato. Non sbaglio, che te fortuna. Oh, che maiala. Oh, ciapò. Che culo. Finalmente dopo tanti anni. Oh, ciapò. Delinquente, che maiala che mi fa. Oh, che bella maiala che mi fa. E il biso. La pesca di un bisato su una passerella è un caso rarissimo. Il bisato ha una caratteristica che è quella di essere mucoso, quindi di scivolare, e poi comunque la caratteristica della passerella è fatta da maglie molto larghe. Se il bisato è grosso e la mala la si fissa, si può imbrogliarlo. Se invece il bisato è grosso e la mala la è grossa, lui va fuori come niente perché non c'è quasi praticamente nessun ostacolo, insomma. Ecco. Comunque è sempre un colpo di fortuna. E c'è anche buono di Maia. Falla diventa grande. Falla diventa grande. Passerelle e parangal sono ormai mestieri anch'essi in disuso. Con l'evoluzione delle attività sono diventati due delle pesche ancora praticate ma in maniera forse affettiva, in maniera puntuale solo in alcuni periodi dell'anno. Un bravo pescatore sicuramente lavora solo sull'ultima fase di un ciclo che la natura crea e ha creato per tutti. Però se non è bravo, quindi se non ha la cultura, non ha la conoscenza, specialmente in queste pesche estremamente selettive, non ha vita facile. Ma bevi. Che non anche bene, perché insomma, prima io insomma. Io sono cassato là della terra un paio di ore, bevi anche là e dopo perché a pesarmi, sì. Quando stamattina passiamo da letto, tutta questa chiesa ero. Che prima parto male. Poi dopo ho per la presa, va per Perin, cioè arrivo 10 minuti più tardi. È cambiata tutto, non è più niente in laguna perché non è rispettata. C'erano le barene che per tutta la laguna, adesso le barene, le alture andai tutte via e i canali sparì perché l'acqua la va dritta, non la va più per i canali, no? Il pesce purtroppo che vuole i suoi canali anche per fermarsi, per non andare fuori in mare. Invece adesso quando la fa la bassa marea il pesce va fuori in mare. Sì, perché una volta i brancini venivano fin sotto qua, i brancini e passere e tutto, adesso non viene più, o per i fanghi, l'inquinamento, non c'è più i fanghi di una volta. Come la campagna, bisogna rispettare che sia il fermento alto, no? La cambiava tutto, non raccoglie prima. E dopo un pochettino abbiamo anche dei problemi attuali che c'è il mercato. Una volta i cefoli valeva più che come i brancini i cefoli. Una volta le seppe li buttava via. Invece adesso è il primo pasto, calmari e sepe e frittura, perché la gente non vuole sapere pesce che ha la spina. E il futuro della pesca lo vedo abbastanza grigio. Non c'è grandi sbocchi, o magari come che c'è stato in passato, che poteva venire delle tecniche nuove di pesca. Bene o male carte le c'è in tola. Se subentra il fattore dell'acquacoltura e roba del genere, secondo me ha un buonissimo futuro. Forse può darissimo vedere un attimino più roseo se mettiamo insieme con dei piani, con dei studi anche, vedendo altre marinerie come quelle che ha fatto a evolversi e seguire forse quella strada là tutti insieme. Se va in porto un fattore come che siamo adesso con gli usi civici e roba del genere, va bene. Se va in porto come chi parla qualcuno che naturalmente vuole privatizzare il paluo, allora là è un altro fattore, secondo me là non c'è nessun futuro. La mia esperienza la mi ha portato che un pochettino il mestiere del pescare voleva fatto delle regole. E bravi qui 7-8 pescatori che sono stati pescatori veri, metti 10 in paluo. E dopo gli altri si arrangiano in mare, ma siamo sempre di ora a scolare il caino. Cioè, siamo sempre là. Passano gli anni e abbiamo sempre quella di dire mi sono più bravo, mi sono più furbo. E già ero in cooperativa. Ho sofferto il fatto di non avere
nuove scuole, insomma. È per quel che mi dico sempre che non potevamo andare con la terza elementare o la seconda elementare portare avanti una cooperativa di 300 pescatori, cioè la cultura. Prima di tutto la cultura. E dopo naturalmente vengono le capacità di gestire, di saper gestire. Come chi ti parli con qualcuno fuori a Maran, altri stai bene, altri così. Ogni tanto vuole anche provare un nostro tipo di mestiere. Potrei stare a casa, adesso ho 76 anni e vado ancora più per passatempo, insomma, no? per svagarsi. Quando che vedo un pesce venire su, quella è la soddisfazione. Mi piace e spero di continuare ancora. È un qualcosa che ti senti dentro, che dopo è un amore che nasce giorno dopo giorno, è una lotta, che il giorno dopo il giorno che ti sento male, il giorno dopo è una rivalsa e ti vuol fa bene, e penso sia una roba comunque che ti cade là dentro. Mi chiamo Milacco Enzo. Gentilin Giacomo, Reggiani Emiliano. Faccio Paolo. Mi piace la chimica e allora vado a fare Malignani a Cervignano. Marinoni di Udine, geometra. Vado al Mattei a Palmanova. Istituto d'arte. Che mestiere fatto pare? In pensione. Cominciare di pesce. Mi pare fa pescaore. Ti hai qualche idea di quel che tu vorresti fare da grande? Sì, lavorare in un'industria come chimico. No, quel che capita capita. Architettura. E te cosa vuoi fare da grande? Pescaore.